Veneto City non si ferma. Il Consiglio regionale straordinario, richiesto dalle opposizioni, non è riuscito a bloccare l'iter del maxi complesso immobiliare che dovrebbe sorgere sulla riviera del Brenta. La loro mozione è stata bocciata da Lega e PDL. Al progetto manca ormai solo la firma del governatore Luca Zaia, che ha annunciato la sua volontà di non mettersi di traverso, suscitando l'indignazione del consigliere rosso Pietrangelo Pettenò. Ancora una volta parlare di cementificazione del suolo veneto, che è sempre alluvionato, in quelle zone lo è ancora di più di altre zone, vuol dire proprio non aver capito niente, vuol dire che la speculazione immobiliare continua a vincere anche se alla guida della regione c'è un presidente come Zaia. Il problema per il territorio c'è e rimane e rimarrà, perché soprattutto il problema viabilistico è un problema sinceramente molto molto pesante. Sulle stesse posizioni il Partito Democratico, con una giravolta a 180 gradi rispetto ai pareri favorevoli rilasciati a suo tempo dall'ex presidente della provincia Davide Zogge e dall'ex sindaco di Dolo Claudio Bertolin. Noi abbiamo superato la soglia di cementificazione del territorio e il limite della sopportabilità nel commercio e quindi non possiamo semplicemente procedere oltre, pena la cancellazione di ciò che esiste. Una giravolta uguale e contraria a quella della Lega, succeduta al PD in entrambe le amministrazioni e passata da contraria a favorevole. Intanto il primo lavoro sarà quello di messa in sicurezza di tutto il sistema idraulico a carico dei privati, non è una cosa da poco, perché quella era un'area che andava sempre sotto acqua. Mentre i comitati organizzatori delle proteste dei mesi scorsi, oggi in Consiglio per assistere alla discussione, lasciano Palazzo Ferrofini con una promessa: la nostra lotta non finisce qui. Capito tutto bene? Dobbiamo militarizzare il cantiere per i lavori del Veneto City.